Carmine Cretella, centrocampista del Calcio Padova, rinviato a giudizio per stupro. Dopo il caso dell'attaccante Michael Liguori, condannato in primo grado a Teramo per violenza sessuale nei confronti di una quattordicenne, un altro giocatore in forza alla società biancoscudata è protagonista di una vicenda di molestie. Carmine Cretella, che come il compagno di squadra Liguori è arrivato a Padova nel 2022, è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Messina per una vicenda risalente al 2020, quando all'epoca diciottenne militava nel Messina in Serie D. L'inchiesta era partita dopo la denuncia presentata dal padre della presunta vittima, all'epoca quattordicenne. Dopo la condanna di Liguori in primo grado, il Padova aveva emesso una nota in cui dichiarava di non esprimere valutazioni fino a sentenza definitiva, scegliendo poi di schierare in campo domenica scorsa l'attaccante. Una decisione che ha sollevato pesanti critiche, come quella dell'assessore alla scuola di Padova, Cristina Piva, o della consigliera regionale Elena Ostanel. Anche il sindaco Sergio Giordani ha dichiarato di essere dalla parte delle donne. Un caso dunque che divide la politica. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Matteo Cavatton, porta la vicenda sul piano strettamente legale. Il messaggio e la solidarietà alle donne vittime di violenza è unanime ed è sottoscritto anche da me. Però purtroppo io non ritengo che un consigliere comunale, un sindaco o un assessore possano ergersi a giudici, giurati e pubblici ministeri ed emettere condanne. Il nostro compito è quello di amministrare, così come il dovere della magistratura è quello di istruire i processi ed emettere sentenze, nel solco di uno Stato di diritto che garantisce costituzionalmente la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Io mi domando anche cosa potrebbe fare la società, perché in assenza di un provvedimento interdittivo definitivo vi sono anche da rispettare delle norme di natura contrattuale. La presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva è patrimonio del nostro ordinamento e del sistema costituzionale italiano, ha dichiarato anche il sottosegretario alla giustizia e leghista Andrea Ostellari. L'interrogativo aperto riguarda anche i tempi della giustizia, dato che per la condanna in primo grado sono stati necessari 6 anni.